Lunigiana sempre più esasperata dai furti. Dopo i banditi scaraventati dal terrazzo Oderzo a Maserado, un residente spara 7 colpi di scacciacani in aria per far fuggire i ladri in azione in una casa, la proprietaria colta da malore. Non è finita perché a Zero Branco un fitto tecnico dell'acqua, i 2 falsi vigili razziano tutto l'oro nell'abitazione di 2 anziani, sono distrutti, racconta la figlia. So chi sono e non mollo, Monica Poli al contrattacco dopo la scoperta di numerosi volantini contro la sua attività di sentinella anti-borseggiatori. 64enne ricoverato al San Camillo degli Alberoni esce a piedi, cade in laguna e muore, shock al Lido. La direzione dell'ospedale ha subito aperto un'indagine interna per capire come possa essere potuto succedere. Questa è la fine ingloriosa di Zaia, l'opposizione in Consiglio regionale compatta contro l'esercizio provvisorio deciso dalla Giunta, venga a riferire in aula. In discesa a folle velocità con un monociclo sulla Marmolada, i ricercatori dell'Università di Padova durante una missione di ricerca hanno immortalato in un video l'ultimo episodio di turismo pericoloso. Non solo la grande mostra di novembre a Santa Caterina Treviso tra Picasso e Van Gogh, Marco Goldin porterà a teatro La vita del padre dell'impressionismo, appuntamento al 2026. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo come sempre con il presentarvi il sondaggio di questa sera di Ring, anche oggi ha a che fare tutto con la politica. Si avvicina infatti il weekend del raduno di Pontida, il raduno della Lega, e vi chiediamo se secondo voi ci sarà o meno il candidato alle elezioni regionali del Veneto, sì o no. I numeri che vedete come sempre in sovraimpressione, potete continuare a votare fino alla trasmissione dalle 21. E passiamo subito alle notizie. Il fatto di cronaca che ancora tiene banco è quello dei furti e siamo questa volta nella Marca. Ieri sera a Candeludi, Maserada sul Piave, dove i ladri sono stati messi in fuga da una pistola scacciacani. 7 colpi sparati in aria con una scacciacani da un residente mettono in fuga i 2 ladri che intorno alle 20:30 hanno tentato di entrare in un'abitazione tra via Cesare Battisti e vicolo Cesare Battisti. All'interno della villetta in quel momento c'è la proprietaria 75enne. 2 hanno sforzato il balcone là, che il ragazzo, il figlio della signora, ha detto che pesa 3 quintali. E lei ha sentito un rumore e ha chiamato subito suo figlio che era via. Ha rischiato di trovarseli in casa? Mancava niente. Da lì è partito un tan-tan tra i vicini, qualcuno è accorso a vedere cosa fosse successo, qualcuno invece è passato ai fatti sparando 7 colpi con una scacciacani. Il ragazzo che abita là davanti ha visto 2 correre per di là verso il vigneto, però poi mio figlio ha fatto un giro col fuoristrada, ha fatto un giro e non si è visto nessuno. La 75enne sotto shock è stata accolta da malore. Ha avuto qualche problema perché non si ricordava neanche come si chiamava, lei è andata in tachicardia in pratica. Non è possibile lavorare una vita per costruirsi una casa e poi arrivano i ladri e ti portano via tutto, dicono i residenti esasperati, quell'esasperazione che porta sempre più spesso i cittadini a reagire contro i malviventi. Non è finita perché è stata bersagliata anche Zero Branco, un finto tecnico dell'acqua e 2 finti vigili hanno raggirato degli anziani, rubato in casa tutto l'oro che avevano. Gli ho detto: guardi signora, qui c'è un odore particolare e quindi è meglio che controlliamo anche la tubatura interna. Sostanzialmente ci sono delle perdite di gas all'interno dell'acqua. È con questa scusa che un finto tecnico dell'acqua ha abbindolato una coppia di anziani residenti in via Alighieri a Zero Branco, riuscendo così ad introdursi in casa loro. Mia mamma li ha fatto entrare in garage, ha spruzzato praticamente una sorta di gas che sapeva appunto odore di gas e ha detto sostanzialmente a mia mamma: guardi signora, qui è meglio che spegniamo un po' tutto perché poi può saltare per aria tutto. C'era una macchina fuori, una macchina bianca con 2 persone all'interno che aspettavano fuori. Ovviamente al qui c'è gas, questi si sono precipitati dentro. Una parola in codice che ha richiamato altri 2 uomini vestiti in divisa che stavano all'interno di una macchina bianca parcheggiata poco distante dall'abitazione. Simulando scoppietti e continuando ad allertare la signora, intimandola di staccare qualsiasi spina in casa. Gli altri 2, arrivati a dare manforte al truffatore, si sono presentati come un poliziotto e un vigile urbano di Zero Branco. Quando sono entrati in casa hanno cominciato a dire: signora, sa che l'oro si fonde, perciò è meglio tirar fuori
fuori tutto l'oro perché non si sa mai, sai, in quel momento non ti danno neanche la possibilità, mio papà mi diceva che non ti danno neanche la possibilità di pensare perché sono talmente pressanti che alla fine della fiera, cioè ti portano dove vogliono. E gli hanno fatto tirare fuori tutto quello che avevano, gli hanno fatto aprire la cassaforte e gli hanno preso tutto quello che c'era in cassaforte, compreso quello che aveva nascosto mia mamma, e continuavano a dirgli se c'era qualcos'altro e anche a spingere, a mettere le mani addosso, e poi sono scappati via. Qualcuno forse è riuscito a prendere nota della targa dell'auto che è scappata ad alta velocità, intanto quello che resta è una grande amarezza. Sono persone che ti sanno manipolare mentalmente, quindi la manipolazione fa sì che tu non hai neanche non hai neanche modo di reagire. Come stanno adesso? Non stanno bene. Non stanno bene, ma soprattutto il fatto che comunque tu gli abbia da una parte dato e consegnato, magari uno si sente anche in colpa, e poi la rabbia perché come fai ad aggirare due persone di una certa età, ma con che coscienza? Volantini appesi in tutta Venezia contro la lady pickpocket Monica Poli che si difende e passa al contrattacco. Io non mollo, dice. Sospetto al 99%, non dico al 100%, ma al 99%. Sa chi sono, ma lascerà siano le indagini a occuparsene. È più determinata che mai Monica Poli, lady pickpocket nella sua impresa contro i borseggiatori. Anche all'indomani dei volantini apparsi nella notte tra domenica e lunedì nel pontile del Vaporetto di San Tomà e in altri angoli di Venezia, riportanti minacce nei suoi confronti. Signora Monica Poli, si legge all'inizio, lascia stare Venezia che ha distrutto tutti gli affari di Venezia Mestre. Da come è scritto già un po' si percepisce da chi possa essere stato fatto, però su questa cosa qui non commento perché ci sono delle indagini e dove sono stati affissi ci sono le telecamere. Il volantino prosegue accusando la Poli di farlo per il proprio interesse, guadagnando somme di centinaia di migliaia di euro da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Credo che se fosse stato un imprenditore, perché c'è scritto imprenditori, un imprenditore credo me lo avrebbe o ce l'avrebbe detto in faccia. Ecco, poi con cosa c'è scritto? Ah sì, con portafogli poveri di 20 e 30 euro. Vorrei essere chiara e lo sanno anche gli altri del comitato, visto che mi accusano di prendere centinaia di migliaia di euro. Io sono un'addetta alle pulizie. Se avessi tanti soldi credo che non mi alzerei la mattina presto. E torna sulla stessa questione da troppo tempo, oggetto di appelli inascoltati. Cosa bisogna fare? Ritornare alla procedibilità d'ufficio, far sì che le forze dell'ordine abbiano il modo di procedere, perché innanzitutto io personalmente, noi ringraziamo le forze dell'ordine, soprattutto nell'ultimo periodo. Ecco, vorrei fare un plauso ai carabinieri che abbiamo visto anche negli ultimi recenti fatti di cronaca e soprattutto nell'ultima che sono riusciti a far sì che un borseggiatore sia stato portato al CPR ed espulso. Ecco, è un buon inizio. E conclude da Palazzo Balbi, dove ha incontrato il presidente Zaia che la appoggia nella sua battaglia. Noi non molliamo, io non mollo, ma non molliamo nessuno di noi finché non si ritorna alla procedibilità d'ufficio. Ancora la cronaca, era ricoverato all'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido dallo scorso 4 settembre. Questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento, il paziente è uscito fuori dall'ospedale e è caduto in laguna perdendo la vita. Così è morto Ruggero Di Seppi, 64 anni, veneziano. Quando il suo corpo è stato estratto dall'acqua proprio davanti all'ingresso dell'ospedale non c'era più nulla da fare. La direzione ha subito aperto un'indagine interna per capire come siano andate le cose. Sempre la stessa direzione dell'ospedale ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Sul posto per i rilievi di legge, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Ancora nel veneziano, Vigo Novo, per l'ennesima morte sul lavoro, il servizio di Anna Maria Parisi.
L'ho saputo stamattina alle 6, che ore? 7 stamattina ho sentito la notizia, io ieri non ho sentito nessuno. Chi le ha portato chiamato. Chi le ha portato questa notizia della morte di Stefano? Per telefono. E lo zio Fernando Bottaro a raccontare con la voce spezzata il momento in cui, dopo aver appreso dalla figlia della tragedia della morte sul lavoro del nipote, Stefano Bottaro, 61 anni, avvenuta sul piazzale della ditta MC Transpel a Tombelle di Vigonovo, ha dovuto anche caricarsi di un compito difficilissimo: raccontarlo all'anziana madre del nipote. Siamo andati col parroco perché la mamma non sapeva ancora, e là stavano piate le cose, come si dice, del panico, perché la mamma non sapeva, si è messa a piangere perché aveva ancora la mamma. Stefano Bottaro aveva perso la moglie malata di SLA da qualche anno, per questo, sebbene in pensione, aveva ripreso a lavorare per riempire quel vuoto incolmabile e coltivare la sua passione di sempre, i camion. Ed è questo il camion il cui carico con il transpellet elettrico, il muletto dal peso di 600 kg, è caduto addosso all'operaio 61enne durante le operazioni di scarico senza lasciargli scampo. Siamo davanti all'ennesima morte sul lavoro e non possiamo considerarla una fatalità. Così il sindaco, che sta valutando un modo per ricordare Stefano e tutte le vittime che non dovrebbero esserci. La famiglia Bottaro è una famiglia molto numerosa, peraltro a Tombelle anche molto attiva, quindi che sì, avevo avuto modo di conoscere anche Stefano, e per questo a maggior ragione sentiamo più vicino, come dire, il dolore e anche l'impegno di riuscire a dare in qualche modo un contributo che sia utile per alleviare un po' la sofferenza delle figlie, dell'anziana mamma. Poi è la voce di un conoscente a sollevare dubbi su come siano andate le cose. Il nodo resta tutto attorno a quel muletto elettrico, al suo peso insostenibile e a chi lo abbia collocato dentro al tir insieme al carico pronto per partire per la Toscana, trasformandolo in una trappola mortale. Però io dico solo che un muletto così per metterlo sopra un bancale è stato utilizzato un altro muletto. Là qualcuno, o chi ha caricato il camion o chi ha visto, sarebbe giusto che si facesse avanti, perché morire così sul lavoro no, questo non ci sta. E ora la politica, ok, all'esercizio provvisorio in regione insorge l'opposizione. L'atteggiamento di Zaia di obbligarci all'esercizio provvisorio perché si deve votare nell'ultimo giorno possibile, perché lui deve essere governatore fino all'ultimo giorno possibile, è una scelta politica che noi giudichiamo irresponsabile. Chiediamo al Presidente Zaia di venire in aula e giustificare questa scelta irresponsabile di fronte al suo Consiglio regionale e al Veneto. I rappresentanti dei gruppi consigliari di opposizione sono intervenuti da Palazzo Ferrofini per chiedere al Presidente Zaia di riferire in aula sulla scelta di ricorrere all'esercizio provvisorio, decidendo di far votare i cittadini veneti nell'ultima finestra consentita dalla legge. Assenteista totale, ma soprattutto si sottrae al dibattito. Questa è la cosa che a noi preme, cioè non avere la possibilità di discutere, di confrontarsi, magari anche di arrivare a delle sintesi. Questo non è mai stato fatto in questo Consiglio e secondo me è estremamente grave. Ma questo è grave dal mio punto di vista perché vuole screditare l'istituzione. Evidentemente lui si ritiene superiore all'istituzione stessa. È una eredità pesante quella che lascia il Presidente Zaia al Veneto, ai cittadini e alle cittadine del Veneto, perché non si potranno fare tantissime cose che in tempi normali, di bilancio normale, si potrebbero e si possono fare, anzi sarebbe doveroso, come in Liguria e le altre regioni che sono andate appunto al voto nel 2024 hanno provveduto a fare un bilancio per il 2025, quindi dando la possibilità a chi è venuto dopo di poter decidere esattamente quello che voleva, come voleva. Questa cosa non la si vuole fare per, avvelenare i pozzi per quelli che verranno dopo. Si poteva evitare un esercizio provvisorio, poteva evitarlo perché in questa maniera ingessa il Consiglio regionale e non risponde ai bisogni dei cittadini. Faccio alcuni esempi. Avevamo bisogno di fondi sulla casa pubblica, grande emergenza, 8.000 persone in lista d'attesa e questa cosa non è stata fatta e non si riuscirà a fare con l'esercizio provvisorio. E 2, le borse di studio degli studenti universitari che non
abbiamo pagato nemmeno nel 2024. Con l'esercizio provvisorio rischiamo non solo di non pagarle, ma proprio di pagarle eventualmente in un estremo ritardo e le persone lasceranno l'università. Ecco, la scelta politica che il Presidente Zaia e la sua maggioranza ha fatto è una scelta irresponsabile perché blocca il Consiglio, non dà risposte ai cittadini e questo lo si è fatto per una pura scelta personale e politica, cioè piegare le istituzioni al proprio destino personale. Chiudere un'era così è veramente inglorioso. Zaia sta uscendo di scena da questi suoi 15 anni di governo del Veneto in maniera irresponsabile, ma nello stesso tempo coerente con quello che ha fatto fino adesso. Poco presente in Consiglio regionale, praticamente il presidente più assenteista d'Italia, e poco presente anche con le minoranze che non hanno mai avuto la possibilità di confrontarsi con lui. Io mi auguro che gli elettori finalmente si rendano conto e che ci sia veramente un'ondata di novità. In discesa a folle velocità con un monociclo sulla Marmolada, i ricercatori di geografia dell'Università di Padova immortalano l'ennesimo episodio di turismo pericoloso. Giù veloce facendo slalom tra i turisti che camminano sulla Marmolada, caschetto, protezioni, l'escursionista scende il sentiero destreggiandosi su un monociclo elettrico. L'ultimo episodio di turismo pericoloso in montagna non è passato inosservato ad un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova che era ad alta quota sulla Marmolada per la campagna di misurazione glaciologica. Noi eravamo a piedi e ci ha in qualche modo intercettato, ma si è fermato, insomma, ha parlato con noi, poi è sceso ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma molto velocemente su una pista che peraltro è una pista, diciamo, a servizio della pista da sci. Una raffica di visualizzazioni per il video che immortala una bravata o forse una visione di quello che potrebbe essere il futuro del turismo sulle nostre montagne. È questo l'interrogativo che si sono posti i ricercatori padovani. Il tema della sicurezza è un tema importante, soprattutto perché ovviamente abbiamo i dati del soccorso alpino che ci dicono che c'è un aumento esponenziale delle chiamate appunto per andare a soccorrere persone che non sono attrezzate ma soprattutto educate e alfabetizzate all'ambiente di alta montagna. Dalle passeggiate in montagna con le ciabatte, quest'estate il tema dell'overtourism sprovveduto ad alta quota ha fatto discutere più di quelle che sono le preoccupanti condizioni dei ghiacciai e delle montagne. Questa è la riflessione del professor Varotto. Questa è una situazione che è abbastanza paradossale, perché da un lato fa colpo e fa notizia un monoruota che arriva sul ghiacciaio della Marmolada e forse non fa più notizia invece vedere ruspe, vedere caterpillar, vedere gatti delle nevi che si muovono ovviamente sul fronte del ghiacciaio per assicurare l'innevamento artificiale. Quindi quale dei due mezzi è fuori luogo in quell'ambiente? C'è da interrogarsi insomma su questo. Le condizioni dei ghiacciai vengono monitorate da anni dagli esperti dell'Università di Padova e il segno del cambiamento climatico è purtroppo inesorabile sulla Marmolada, una colpa che però non è solo di chi sfreccia con un monociclo ad alta quota. Soffrono per causa nostra, possiamo dire così, quindi non dobbiamo mai perdere la connessione tra ciò che sta accadendo ai ghiacciai e alle alte quote con tutto ciò che pur lontano dai ghiacciai sta generando questo tipo di processi e di fenomeni. 100 anni dalla morte di Monet, il maestro che lanciò l'impressionismo, Marco Goldin, presenta il suo nuovo spettacolo teatrale in arrivo nel 2026. Sul palco questa volta Marco Goldin sarà accompagnato da Remo Ansovino al pianoforte e da Daniela Savoldi alla voce e al violoncello, artisti che saranno su due pedane sopraelevate circondati da LED wall luminosi dove scorreranno testi, immagini, quadri e foto del grande maestro Claude Monet, scomparso a 86 anni il 5 dicembre 1926, a cui è dedicato lo spettacolo. E al centro Goldin racconterà storie, episodi di una vita dedicata all'arte e al colore. Una volta era talmente preso da quello che stava dipingendo, non si è accorto che stava arrivando l'ora della marea, lui si era fatto calare con delle funi in basso dalla scogliera fino al livello di queste spiagge con il ghiaino, no, che ci sono in Normandia, e lui non si è accorto, è arrivata la marea e ha travolto tutto, è riuscito ad ancorarsi ad una roccia, ha perso i quadri, le altre tele che aveva, i pennelli, il cavalletto, e per fortuna che da sopra sono riusciti a tirare
tirarlo su con le corde e una carrucola, perché altrimenti sarebbe finito in mare anche lui. Credo che sia una cosa molto divertente, che però ci dice veramente l'ossessione di Monet proprio per dipingere in mezzo alla natura e il dimenticarsi di tutto mentre stava dipingendo. Poesia e tecnologia per regalare emozioni, ma utilizzando l'intelligenza artificiale con grande parsimonia. Non mi piace questa sovrapposizione rispetto alla verità e alla realtà, è solo una presenza che ci accompagnerà come una specie di talismano. Sul palco Goldin e Monet, attraverso 6 scene, dialogheranno sui temi della vita, dell'arte e della pittura, intersecando esperienze, luoghi e desideri attraverso le suggestioni musicali del maestro Ansovino. Il fatto che a livello di scenografia noi saremo su queste 2 postazioni mobili, quindi saremo invisibili e visibili attraverso delle macchine rotanti, io penso che darà una sensazione alla musica anche quasi un po' come se fossi all'opera, cioè dove all'opera capita appunto sempre che tu non sai da dove proviene la musica, e questo può diventare un gioco a livello di meccanismo teatrale molto interessante. Sono molto felice di scrivere musica di questo spettacolo. Lo spettacolo avrà la sua prima nell'ottobre 2026 al Manzoni di Milano, poi arriverà anche nel Veneto con tappa a Treviso dopo metà novembre. Uno sforzo produttivo sostenuto da Centro Marca Banca per realizzare un evento che spesso si vede solo all'estero. Centro Marca Banca è una banca di comunità, la nostra mission è sostenere le persone, le famiglie e le imprese, ma anche e soprattutto promuovere la crescita sociale e culturale, perché siamo convinti che non possa esserci crescita, sviluppo economico senza la bellezza dell'arte, della cultura e della partecipazione a questo tipo di eventi. E siamo così giunti alla fine del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata, le previsioni del tempo dopo la sigla, arrivederci. Marca trevigiana sempre più esasperata dai furti. Dopo i banditi scaraventati dal terrazzo Oderzo a Maserado, un residente spara 7 colpi di scacciacani in aria per far fuggire i ladri in azione in una casa, la proprietaria colta da malore. Non è finita, perché a Zero Branco un fitto tecnico dell'acqua, i 2 falsi vigili razziano tutto l'oro nell'abitazione di 2 anziani, sono distrutti, racconta la figlia. So chi sono e non mollo, Monica Poli al contrattacco dopo la scoperta di numerosi volantini contro la sua attività di sentinella anti-borseggiatori. 64enne ricoverato al San Camillo degli Alberoni, esce a piedi, cade in laguna e muore, sciocca al Lido. La direzione dell'ospedale ha subito aperto un'indagine interna per capire come possa essere potuto succedere. Questa è la fine ingloriosa di Zaia. L'opposizione in Consiglio regionale compatta contro l'esercizio provvisorio deciso dalla Giunta venga a riferire in aula. In discesa a folle velocità con un monociclo sulla Marmolada, i ricercatori dell'Università di Padova durante una missione di ricerca hanno immortalato in un video l'ultimo episodio di turismo pericoloso. Non solo la grande mostra di novembre a Santa Caterina Treviso tra Picasso e Van Gogh, Marco Goldin porterà a teatro La vita del padre dell'impressionismo, appuntamento al 2026. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo come sempre con il presentarvi il sondaggio di questa sera di Ring, anche oggi ha a che fare tutto con la politica. Si avvicina infatti il weekend del raduno di Pontida, il raduno della Lega, e vi chiediamo se secondo voi ci sarà o meno il candidato alle elezioni regionali del Veneto, sì o no. I numeri che vedete come sempre in sovraimpressione, potete continuare a votare fino alla trasmissione dalle 21. E passiamo subito alle notizie. Il fatto di cronaca che ancora tiene banco è quello dei furti, e siamo questa volta nella Marca. Ieri sera a Candelù di Maserada sul Piave, dove i ladri sono stati messi in fuga da una pistola scacciacani. 7 colpi sparati in aria con una scacciacani da un residente mettono in fuga i 2 ladri che intorno alle 20:30 hanno tentato di entrare in un'abitazione tra via Cesare Battisti e vicolo Cesare Battisti. All'interno della villetta in quel momento c'è la proprietaria 75enne. 2 hanno sforzato il balcone là, che il ragazzo, il figlio della signora, ha detto che pesa 3 quintali.
lei ha sentito un rumore e ha chiamato subito suo figlio che era via. Ha rischiato di trovarseli in casa? Mancava niente. Da lì è partito un tam-tam tra i vicini, qualcuno è accorso a vedere cosa fosse successo, qualcuno invece è passato ai fatti sparando 7 colpi con una scacciacani. Il ragazzo che abita là davanti ha visto 2 correre per di là verso il vigneto, però poi mio figlio ha fatto un giro col fuoristrada, ha fatto un giro e non si è visto nessuno. La 75enne sotto shock è stata accolta da malore. Ha avuto qualche problema perché non si ricordava neanche come si chiamava, lei è andata in tachicardia in pratica. Non è possibile lavorare una vita per costruirsi una casa e poi arrivano i ladri e ti portano via tutto, dicono i residenti esasperati, quell'esasperazione che porta sempre più spesso i cittadini a reagire contro i malviventi. Non è finita perché è stata bersagliata anche Zero Branco, un finto tecnico dell'acqua e 2 finti vigili hanno raggirato degli anziani, rubato in casa tutto l'oro che avevano. Gli ho detto: guardi signora, qui c'è un odore particolare e quindi è meglio che controlliamo anche la tubatura interna. Sostanzialmente ci sono delle perdite di gas all'interno dell'acqua. È con questa scusa che un finto tecnico dell'acqua ha abbindolato una coppia di anziani residenti in via Alighieri a Zero Branco, riuscendo così ad introdursi in casa loro. Mia mamma li ha fatto entrare in garage, ha spruzzato praticamente una sorta di gas che sapeva appunto odore di gas e ha detto sostanzialmente a mia mamma: guardi signora, qui è meglio che spegniamo un po' tutto perché poi può saltare per aria tutto. C'era una macchina fuori, una macchina bianca con 2 persone all'interno che aspettavano fuori. Ovviamente qui c'è gas. Questi si sono precipitati dentro. Una parola in codice che ha richiamato altri 2 uomini vestiti in divisa che stavano all'interno di una macchina bianca parcheggiata poco distante dall'abitazione. Simulando scoppietti e continuando ad allertare la signora, intimandola di staccare qualsiasi spina in casa. Gli altri 2, arrivati a dare manforte al truffatore, si sono presentati come un poliziotto e un vigile urbano di Zero Branco. Quando sono entrati in casa hanno cominciato a dire: signora, sa che l'oro si fonde, perciò è meglio tirar fuori tutto l'oro perché non si sa mai, sai, in quel momento non ti danno neanche la possibilità. Mio papà mi diceva che non ti danno neanche la possibilità di pensare perché sono talmente pressanti che alla fine della fiera ti portano dove vogliono. E gli hanno fatto tirare fuori tutto quello che avevano, gli hanno fatto aprire la cassaforte e gli hanno preso tutto quello che c'era in cassaforte, compreso quello che aveva nascosto mia mamma, e continuavano a dirgli se c'era qualcos'altro e anche a spingere, a mettere le mani addosso, e poi sono scappati via. Qualcuno forse è riuscito a prendere nota della targa dell'auto che è scappata ad alta velocità. Intanto quello che resta è una grande amarezza. Sono persone che ti sanno manipolare mentalmente, quindi la manipolazione fa sì che tu non hai neanche non hai neanche modo di reagire. Come stanno adesso? Non stanno bene, ma soprattutto il fatto che comunque tu gli abbia da una parte dato e consegnato, magari uno si sente anche in colpa, e poi la rabbia perché come fai ad aggirare 2 persone di una certa età, ma con che coscienza? Volantini appesi in tutta Venezia contro la lady pickpocket Monica Poli che si difende e passa al contrattacco. Io non mollo, dice. Sospetto al 99%, non dico al 100%, ma al 99%. Sa chi sono, ma lascerà siano le indagini a occuparsene. È più determinata che mai Monica Poli, lady pickpocket nella sua impresa contro i borseggiatori. Anche all'indomani dei volantini apparsi nella notte tra domenica e lunedì nel pontile del Vaporetto di San Tomà e in altri angoli di Venezia, riportanti minacce nei suoi confronti. Signora Monica Poli, si legge all'inizio, lascia stare Venezia che ha distrutto tutti gli affari di Venezia Mestre. Da come è scritto già un po' si percepisce da chi possa essere stato fatto, però su questa cosa qui non commento perché ci sono delle indagini e dove sono stati affissi ci sono le telecamere. Il volantino prosegue accusando la Poli di farlo per il proprio interesse, guadagnando somme di centinaia di migliaia di euro da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Credo che se fosse stato un imprenditore, perché c'è scritto imprenditori, un imprenditore credo me lo avrebbe o ce l'avrebbe detto in faccia. Ecco, poi
con, cosa c'è scritto? Ah sì, con portafogli poveri di 20 e 30 euro. Vorrei essere chiara, e lo sanno anche gli altri del comitato, visto che mi accusano di prendere centinaia di migliaia di euro. Io sono un'addetta alle pulizie. Se avessi tanti soldi, credo che non mi alzerei la mattina presto. E torna sulla stessa questione da troppo tempo, oggetto di appelli inascoltati. Cosa bisogna fare? Ritornare alla procedibilità d'ufficio, far sì che le forze dell'ordine abbiano il modo di procedere, perché innanzitutto io personalmente, noi ringraziamo le forze dell'ordine, soprattutto nell'ultimo periodo. Ecco, vorrei fare un plauso ai carabinieri che abbiamo visto anche negli ultimi recenti fatti di cronaca, e soprattutto nell'ultima, che sono riusciti a far sì che un borseggiatore sia stato portato al CPR ed espulso. Ecco, è un buon inizio. E conclude da Palazzo Balbi, dove ha incontrato il presidente Zaia, che la appoggia nella sua battaglia. Noi non molliamo, io non mollo, ma non molliamo nessuno di noi finché non si ritorna alla procedibilità d'ufficio. Ancora la cronaca, era ricoverato all'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido dallo scorso 4 settembre. Questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento, il paziente è uscito fuori dall'ospedale e è caduto in laguna perdendo la vita. Così è morto Ruggero Di Seppi, 64 anni, veneziano. Quando il suo corpo è stato estratto dall'acqua proprio davanti all'ingresso dell'ospedale non c'era più nulla da fare. La direzione ha subito aperto un'indagine interna per capire come siano andate le cose. Sempre la stessa direzione dell'ospedale ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Sul posto per i rilievi di legge, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Ancora nel veneziano, Vigo Novo, per l'ennesima morte sul lavoro, il servizio di Anna Maria Parisi. L'ho saputo stamattina alle 6, che ore? 7 stamattina ho sentito la notizia, io ieri non ho sentito nessuno. Chi le ha portato questa notizia? Domandi? Chi le ha portato questa notizia della morte di Stefano? Per telefono. E lo zio Fernando Bottaro a raccontare con la voce spezzata il momento in cui, dopo aver appreso dalla figlia della tragedia della morte sul lavoro del nipote, Stefano Bottaro, 61 anni, avvenuta sul piazzale della ditta MC Transpel a Tombelle di Vigonovo, ha dovuto anche caricarsi di un compito difficilissimo: raccontarlo all'anziana madre del nipote. Siamo andati col parroco perché la mamma non sapeva ancora, e là stavo piada del coso, come si dice, del panico, perché la mamma non sapeva, si è messa a piangere perché aveva ancora mamma. Stefano Bottaro aveva perso la moglie malata di SLA da qualche anno. Per questo, sebbene in pensione, aveva ripreso a lavorare per riempire quel vuoto incolmabile e coltivare la sua passione di sempre, i camion. Ed è questo il camion il cui carico con il transpellet elettrico, il muletto dal peso di 600 kg, è caduto addosso all'operaio 61enne durante le operazioni di scarico senza lasciargli scampo. Siamo davanti all'ennesima morte sul lavoro e non possiamo considerarla una fatalità. Così il sindaco, che sta valutando un modo per ricordare Stefano e tutte le vittime che non dovrebbero esserci. La famiglia Bottaro è una famiglia molto numerosa, peraltro a Tombelle anche molto attiva, quindi che sì, avevo avuto modo di conoscere anche Stefano, e per questo a maggior ragione sentiamo più vicino, come dire, il dolore e anche l'impegno di riuscire a dare in qualche modo un contributo che sia utile per alleviare un po' la sofferenza delle figlie, dell'anziana mamma. Poi è la voce di un conoscente a sollevare dubbi su come siano andate le cose. Il nodo resta tutto attorno a quel muletto elettrico, al suo peso insostenibile e a chi lo abbia collocato dentro al tir insieme al carico pronto per partire per la Toscana, trasformandolo in una trappola mortale. Però io dico solo che un muletto così per metterlo sopra un bancale è stato utilizzato un altro muletto
qualcuno o chi ha caricato il cane o chi ha visto, sarebbe giusto che si facesse avanti, perché morire così sul lavoro no, questo non ci sta. E siamo così giunti alla fine del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata, le previsioni del tempo dopo la sigla, arrivederci.